Siamo al Maximol Café, siamo a Sorso, amici ben trovati, buonasera anche a lei e siamo in compagnia di Ruben perché proprio con Ruben parleremo di Notte Mania perché riprende dal 20 di settembre Notte Mania su Teleregione Sardegna, lui conduce, lui fa tutto, c'è anche l'operatore, farlo vedere. C'è il Califfo. Il mitico Califfo, guarda che brutto, ma mi posso portare così in giro? Io almeno ce l'ho carino, lo vuoi vedere il mio? Lo vuoi vedere il mio? Fammelo vedere. Dammi un attimo, Vai. Dammi qui la camera, dammi la camera. No, devi venire. Ti prego, dammi la camera. Dammi la camera, farà- guarda, il mio sì. è carino, guarda, te lo Anche faccio. una bella Dai, magliettina. non scherzare, dai, non perdiamo tempo. Dammi la camera. Oh, eccolo lì, sorridi alla telecamera. Ecco, guarda che bello che sei proprio un bel ragazzo, guarda un po' il profilo, un ragazzo scuro, guarda. Pettinati un pochettino. Ho la Sì, fascetta, guarda, quello per c'hai lì, pettinati. Dici che il riccio... Ecco qua, mi sto pettinando, pettinati anche tu. La fascetta mi sa bene, eccola lì. È andata. Dove siamo? Lo sa Sorso, Siamo a bellissimo. Sorso, Allora, cosa ci facciamo a Sorso? Stiamo Sì, scroccando da bere, ecco. Sì, ho capito, ma tu sei di Cagliari. Sì, ma io sono venuto da te. Ho capito, ma io mi abito a Sorso. Ho capito, ma siamo venuti a fare un servizio. A Sorso. A Sorso. E abbiamo approfittato per quale motivo? Per andare a scroccare qualcosa da Ma bere. lascia perdere questo, ma dai, un po' di serietà, Ruben. Abbi pazienza, bisogna parlare di cose serie. Di cosa dobbiamo parlare? Del Di fatto Notte che. Mania. Di Notte Mania. Dal 20 ottobre su. Te l'hai ragione. Che bello. Sei contento? Il cuore, già. Ma anche per me il cuore, lo sai. Lo senti, boom boom. Fai sentire? Sì, c'è. Notte Mania. Parlami di Notte Mania, anche perché io non lo conosco, quindi almeno tu hai l'opportunità di. Voi dovete sapere che io Notte Mania l'ho conosciuta tramite lui, perché ho visto la prima puntata di Notte Mania tanti anni fa, forse quanti anni? Quanto eri giovane? Quindi Allora, volevo dire che io non ho mai visto Notte Mania, perlomeno non l'ho mai vista su Teleregione, per cui Ruben, ragazzi, dal 20 di ottobre, Settembre. cosa stai dicendo? Ti è scendo fuori di testa. Dal 20 di settembre su Teleregione c'è. Notte Mania. Facciamo una presentazione a Sorso, sai che partire da Sorso è un po' come a dire un augurio, un Perché già la auspicio. parola Sorso, infatti noi adesso stiamo brindando. Stiamo brindando. Ok. Parlaci di Notte Mania. Notte Mania, tu la conosci benissimo, ma loro lo sanno lo stesso. Cos'è Notte Mania? Notte Mania è la trasmissione dedicata ai locali notturni e a tutte le situazioni notturne dei giovani, e non solo dei giovani, perché adesso nella vita notturna anche le persone poco a poco più grandi stanno imparando a conoscere meglio la notte, perché la notte non è solo pericolo, la notte è divertimento, la notte è conoscere gente nuova, situazioni nuove, vita nuova, e tu lo sai benissimo cos'è la notte è bella da vivere, una vita in più. Una vita in più, ma la notte su Teleregione, la televisione giovane in tutta la Sardegna. In Sardegna, la In televisione Sardegna. è giovane in Sardegna. Allora, dobbiamo dire una cosa però, a proposito di Notte Mania io approfitto, visto che io insomma lo conducevo una quindicina d'anni fa in realtà. Sono E passati. non l'hai mai visto perché l'hai sempre condotto. Esatto, no, qualche volta mi guardavo anche. No, ma cosa è cambiato, Ruben, secondo te poi in tutti questi anni? So che anche tu frequenti la notte da tanto tempo perché sei anche un artista, comunque uno che canta, uno che si deve fare nel mondo dello spettacolo, ma com'è cambiato comunque, com'è cambiata poi il mondo della notte nella nostra isola? The man in your house. Watch me set this place on fire. Back, side to side, side to side. Back, side to side. Il mondo della notte nella nostra isola, magari quando lo facevi tu c'era molto più divertimento, sano divertimento, che c'è stato un periodo che la gente ha scambiato la notte per il casino, ecco. La notte invece non deve essere casino, invece diciamo che questi ultimi anni, grazie anche ai controlli, perché purtroppo i controlli servono soltanto come deterrente, noi parliamo adesso di alcol, di fumo, di altre cose, e diciamo che sta tornando un pochino alle origini, quindi la notte sta tornando divertimento. Il vero divertimento, quello sano,
quello sano, quello che ti fa bene. Noi proprio da pochissimo siamo stati a Oristano, abbiamo fatto un servizio E non ci siamo visti. ed eravamo lì insieme poi in realtà, Sì, perché io tu eri sono il andato lì DNN al DNN, Oristano. bellissimo locale. Abbiamo fatto questo servizio con la polizia stradale, poi in realtà il messaggio era quello, sai Ruben, di dire oh, potete bere quello che volete, l'importante è che non beviate stando alla guida della vostra auto. Ma Cioè, ritorniamo... come era lui, ecco. No, in quel no, momento. no, non è vero. Ma invece ritorniamo a parlare di Notte Mania. Come è cambiata la notte, tu hai detto si sta tornando un po' a quelle che sono le origini, quindi si ritorna un po' a rivivere la notte come sano, vero divertimento, la discoteca, il ballo, il cuccare, ma non solo. Non è solo divertimento e discoteca la notte è anche andare a conoscere, diciamo, una prostituta. Perché non Ma andare a cosa stai dicendo? Come una prostituta? Non si può dire prostituta. No, sì, si può dire, come Una no? donna di faccia di costumi. Anche quella è la notte. Anche quelle no. Cioè tu come Notte Mania adesso fai anche queste cose. Lo faremo insieme, io ti porto a fare un servizio. Come mi porti? Mi porti a prostitute? Ma questo è un programma No, serio. ma voglio perché dire. dobbiamo capire gli umori, anche loro. Cioè hanno tu mi i stai loro dicendo umori. che uno dei primi servizi che farai come Notte Mania sarà quello di andare a visitare anche le, diciamo, le libellule notturne. Anche loro soffrono, anche loro hanno sentimenti, anche loro hanno le loro cose da dire. Secondo me qualcosa da dire ce l'hanno pure loro. Quindi per in dirsi. questa Notte Mania, in questa versione di Notte Mania si parla di sentimenti, si parla della notte da vivere a prescindere da come la si vive. Soprattutto, ma anche di feste in piazza, perché bisogna andare a far conoscere anche i paesini che tengono moltissimo alle loro feste di notte, loro la vivono come se fosse una festa dell'anno. Infatti andremo a vivere anche le situazioni nei paesi, perché noi ci dobbiamo far conoscere, tu lo sai benissimo, che dentro i paesi c'è gente che ci guarda e che dice perché te l'hai ragione, non viene da noi, invece là, eccolo lì, si Fregati, sbagliano. perché noi andiamo da loro. Ma andiamo ovunque, ci vediamo ovunque. E quindi Ovunque, 111 sempre. hai ragione. In tutti i canali della Sardegna. Gonna make me feel so alive. Tu me fais vibrer. Gonna make me feel high. Gonna make me feel so alive. Adesso solo per te un minuto a tua disposizione, seriamente, per parlare di Notte Mania. Tutto in primo piano su di lui. Io sin da ora vi saluto, vi do appuntamento con Diepro di alla prossima puntata, vi lascio con lui che parla di Notte Mania. Ciao Ruben! Grazie. Allora, Notte Mania sarà tutti i giorni su Teleregione, però il giorno specifico sarà martedì alle ore 21, mentre tutti i giorni andrà in onda, diciamo, dalle una fascia pomeridiana alle 18:30 alle 24. Vi faremo vedere tutte le situazioni della notte in Sardegna, Cagliari, Oristano, Sassari, Loliasta, tutte le discoteche, non solo, feste, poi anche la vita notturna, le piazze, tutto quello che volete vedere della notte. Ragazzi, poi ovviamente quello che dico sempre, non bevete se sedete alla guida. Qui su Teleregione lo pubblicizziamo tantissimo, quindi Notte Mania 111, chiunque in qualunque provincia, in qualunque canale, 111 Notte Mania ogni martedì alle 21 e tutti i giorni in replica alle 18 e alle 24. Ciao, con Notte Mania la notte ricomincia a vivere, ciao!